Salvatore Architravo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiamo sempre te enciclopedia giovane, ok, vivente. Allora, stavolta l'impresa è un po' ardua. Umberto Boselli, io non ho trovato niente in rete, a parte le canzoni, ha cantato tanta canzone nostra napoletana. Sì, perché purtroppo Boselli è scomparso solo a 33 anni, questo è il problema. Quindi era uno degli chansonniers, dei cantanti chitarristi. Ah, ecco, ma non sai, era napoletano, immagino. Sì, è nato a Napoli il 2 aprile del 1940 ed è scomparso nel 73. Madonna, non ha avuto proprio il tempo di... Sì. Però credo che all'epoca abbia avuto il meritato successo, perché ho trovato tante cose in rete sue, ma non una biografia, No, fortunatamente una biografia c'è nell'enciclopedia di Gargano, che fortunatamente l'ha inserito nel... Grande Pietro Gargano, lo abbraccio forte, lui veramente ha fatto un grande lavoro, devo dire. Sì, grandissimo. Allora, va bene, abbiamo scoperto grazie a te e grazie a Gargano che Umberto Boselli era napoletano anche lui. Salvatore, grazie, insieme portiamo alla riscoperta di tanta bellissima produzione musicale che abbiamo. Grazie a te. Grazie a te. Un abbraccio a tutti voi e buona giornata.